Oggi vi porto con me in una giornata molto speciale. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo, dalla miniatura e dall'intro di questo video, è una giornata molto speciale. Un video molto speciale. Un video ricordo. Sì, un video nel ricordo di Giuseppe Piccolo, che a soli 14 anni è stato vittima innocente della criminalità. Esatto, il piccolo Giuseppe a soli 14 anni è stato colpito da un proiettile vagante mentre era in piazza a chiacchierare con i suoi amici. E quindi oggi lo vogliamo ricordare proprio così, col sorriso tutti quanti in viso e con una partita di beneficenza, la partita della legalità che giocheremo tutti noi del Napoli YouTube e varie associazioni. Ci divertiremo e soprattutto ci sarà il ricordo di Giuseppe, al quale è stato poi intitolato lo stadio dove giocheremo proprio oggi, lo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. E lo slogan di oggi è: insieme per i più deboli, uniti si vince dentro e fuori dal campo. Quindi vi voglio portare con me un po' il dietro le quinte, vi voglio far vivere con un mio vlog, con uno dei video che più mi piace registrare. E adesso mi vesto, preparo il borsone, andiamo al campo e parliamo con tutti gli altri ragazzuoli. Venite con me. Raga, fuori lo stadio di Cercola cominciano a venire anche i primi tifosi. Tu come ti chiami? Vittorio, Emanuele. E tu? Matteo e Francesco. Ragazzi, siete tifosissimi del Napoli, no? Sì. Siete venuti a vedere la partita, tifate per qualcuno in particolare? Per chi? Ok? Matthew e tu. Ok, quindi se faccio un gol ve lo vengo a dedicare. Ok, pure Enzo. Avete detto che siete tifosi del Napoli voi. Secondo voi il Napoli, vabbè, oltre il campionato che penso che già è fatta. Signor, vince pure la Champions. Appunto, ma la Champions per voi che facciamo? Vinciamo col Milan? Sì. L'attaccante più forte della Serie A chi è? Osimhen. Ragazzi, è appena arrivato anche il portiere più forte della YouTuber League. Ti senti di dissare? No, nessuno, io sono un ragazzo umido. Parla il campo, parlano i fatti. Assolutamente. Mamma mia, ma sei forte. Ragazzi, ovviamente sto vloggando, c'è anche il blindato. Piacere. Ciao Andrea, piacere. Chi sei? Sto vloggando, Andrea. Ma tu vloggi sempre. Ma quando fai ficchi, vloggi. No, dove li si metti? deve solo fliccare. Ragazzi, è diventato famoso, è arrivato, non mi ha nemmeno salutato. Ma com'è il portiere più forte della... Questo non mi riesco iscritto, fatti sponsorizzare. Sponsorizza allora. Ma chi? Io tengo 1 milione di iscritti. Se vedi come sai. 2 video. 2 video, Andrea, vedo che ti sei girato, ti sei fermato alla ricerca del mio vlog. No, del mio... Oh, fra casa registra sempre. Io mi vedo i video tu, ma tu ti vedi i video miei? No, parla non faccio, blindato. Com'è che video faccio? Che video faccio, Simo? Ha chiesto. Cilindato chi da fu personaggio, capito? Ovviamente se li vede i video, però il personaggio dice che lui non si vede nessuno su YouTube. Esattamente. Ho iniziato a fare i vlog, superarlo. Ma buonasera, dipende dall'orario. Buonasera, buon pomeriggio. Dipende a che ora so vero. Bravissimo. Buon pomeriggio ragazzi, c'è una partita. Ma tu No, come vedi, sto guardando vestito, non mi spogliato. però sei bello. Che sono scarsi. Posso dire che sei bello. Al mio posto viene Patrizio Chianese. Magari. Tanta roba. Vloggallan. Ti fidi di me? Dei vlog. Non mi fido mai più. Ma non si suda all'aderente. Sa quello con lo sparafoglie? Siamo passati, non se ne è fregato un c***o. Fatto così, tutte le foglie dietro la testa mi sono dato. Adesso sei pronto per giocare? La partita di beneficenza. Già mi sono preso la maglia numero 5, cosa ne pensi? Superallan 5. Per forza. Ma questo pure gioco? Guarda qua, guarda. Danzo più forte Superallan. Assolutamente sì, confermo e sottoscrivo. E come dice tuo padre, mi puzzo di fame. Ragazzi, vi inquadro colui che riprenderà tutta la partita. Dove non riprendo? No. Io ho 5 minuti di spazio sul telefono, c'ho. Devi fare gol, assist, cross. Io come sempre mi hanno consegnato la 5, capisci? Visto che numero tieni invece? 8. Tu che numero ti sei preso? Ciocco il ciolito sarà l'uomo che farà uscire il Milan dalla Champions. Ma giocatore. Ti senti giocatore in questo momento? No? Lo sei? Cucurella. Ingresso in campo di Cucurella. Ah, c'è il pubblico delle grandi occasioni oggi. Siamo qua dopo 10 giorni a ricordare Peppino, Francesco Pio e tutti i ragazzi vittime innocenti di questa città inteso come la provincia di Napoli. Quindi noi facciamo, secondo me, per cominciare questa partita un grandissimo applauso a Carlo.
mangiando fuori. Perché vabbè, non la risposta già c'è. Ragazzi, anche Enzo sta I migliori stanno fuori. Superallan, Gamer, Mirko. Sono tutti quanti fuori. Tutti quanti fuori. Andrea, che mi fa? Ci muovo scudetto. No, adesso entro e vi dedico un gol. Ha segnato con il numero 5, super! Super! Ah, così, ma entro e segno, voi sapete niente? Ti hanno casato, si è fatto male, si venna già segnare. Ragazzi, è il mio momento. Esatto, voi avete sentito bene il mio momento, faccio il segno della croce, il mio numero 5 sulle spalle, do il 5 a Simone Crispo, mio compagno d'attacco e comincia ad attaccare la squadra gialla, gli avversari, palla messa al centro, ma interviene Shaleboom in versione Kim quest'oggi, vedrete tanti suoi interventi, palla qui messa a terra dal numero 5, pallonetto per Super Allan che m'ambroglia, Mane e Pirnaci, capite che combina, palla dentro per il numero 9 che tira, meno male, tiro fiacco, Darione c'è, ancora qui Matteo nel cerchio di centrocampo per Simone Crispo, subito l'1-2 con Mirko F93, dall'altra parte per Super Allan che la stoppa, la mette ancora comoda dietro per Mirko che cerca ancora Super Allan, palla però recuperata ancora qui benissimo dal nostro Sergio Ramos, anzi Kim, Shaleboom Kim, qui il numero 9 la mette giù male, il numero 15 la recupera e cerca l'1-2 con Super Allan, palla che torna ancora al numero 5, bel pallonetto, bel lancio in aria, qui cade il numero 15 in area di rigore, per l'arbitro non c'è nulla, un po' di lamentele da parte della squadra in maglia blu, ancora qui il numero 18 Shaleboom, la palla dentro, svetta bene il difensore in maglia gialla e qui Matthew ad amministrare la palla dentro per Super Allan e qui fischia il fuorigioco l'arbitro, io disperato stavo davanti al portiere, infatti vedete dico no infatti non c'era il fuorigioco, vabbè, teneva l'occhio contrario l'arbitro, ecco qui allora il pallone dentro ancora per Super Allan, occasionissima davanti al portiere, occasione ghiotta, no, angolo troppo, io non ci voglio ancora credere, angolo troppo, infatti mi dispero, tutti quanti dicevano va bene Uga, però ero affamato, infatti guardate qui, recupero subito il pallone, dribblo l'avversario e poi vengo anticipato, fallo laterale, che peccato, guardate qui allora ancora Matteo cerca l'1-2 in area con Simone Crispo, la vuole mettere al centro, becca un difensore e palla in fallo laterale, ancora qui la palla per Simone Crispo se la accomoda sul destro, che peccato anche qui, commenti aceri da parte dei due fratelli, vabbè. Grazie mille ai fratelli Massimino. Qui il numero 11 cerca la gran giocata, il pivot d'attacco, allora ancora dietro il pallone per il numero 11 che si libera di un avversario, cerca di accomodarsela sul destro, arriva al tiro ma Darione c'è e allora riparte la squadra in maglia gialla, lancio sulla sinistra, il difensore fa buona guardia, fallo laterale ma finisce il primo tempo. Il primo tempo 25 minuti a tempo, sono mangiato un gol, va bene, facciamo dopo. E qui comincia il secondo tempo, calcio di rigore per noi, ma Mirko decide di batterlo così perché non era rigore e quindi Mirko F93 antisportivo. Il secondo tempo sta per cominciare. Vai Super Allan. Comincia il mio secondo tempo, entro in campo e vengo subito caricato da Cristian Massimino. Qui invece il numero 7 carica il tiro, la palla deviata arriva al numero 9, tiro, madonna che parata di Dario. Allora qui ancora gli uomini in maglia gialla, il numero 4, palla dentro, mezzo pasticcio della nostra difesa, la palla arriva al numero 9, ancora defilato sulla sinistra Darione, ancora paratona. Allora qui Fius per il numero 14 che fa una giocata clamorosa in mezzo a 3, per un attimo dribbla anche l'arbitro, allora cerca la verticalizzazione per Simone Crispo, il numero 2 cerca di anticipare il bomber che invece capisce tutto, retropassaggio sbagliato, dribbla il portiere Simone Crispo con un mezzo pallonetto, la butta dentro, qui gli vado a dare il 5 e dico volevo memare, volevo correre a prestare per fa gol ma già facevo cuciate sincero, e qui invasione improvvisa di campo, tutti si fermano, tutti ridono. Io che dico, Cristian hai ripreso il cane che è entrato in campo? Cristian Massimino riprese eccezionali, esce il cane e qui Matteo Cucurella fa una giocata clamorosa, il numero 8, guardate qui, sombrero clamoroso di Matteo Cucurella che l'appoggia con la coscia per Simone Crispo che tira, palo gol, giocatore clamoroso, a un passo dal pallone d'oro di YouTube Italia. Qui ragazzi succede l'incredibile. Fius mi serve, l'arbitro fischia il fuorigioco inesistente, tutti dicevano fuorigioco inesistente,
Qui Fius che si dispera per terra, mi cerca anche con lo sguardo per dire: Fra, ho fatto di tutto per farti segnare, infatti avevo anche segnato, ma niente. Finisce la partita, applausi, ma applausi, avevi segnato! Ragazzi, mi hanno dato un gol regolare. Arbitro, la prego. Non era fuori gioco. No, ma lo Era sapete fuori gioco. Sei partito prima. Lo sapete perché? Perché No, non l'avete considerato il ragazzo non è arbitro. No, non mi preoccupare. L'arbitro, devi dire l'arbitro, Ragazzi, purtroppo mi hanno fischiato questo fuorigioco inesistente. Io nel dubbio ho fatto gol. Non era fuorigioco. Secondo me si è confuso con il ragazzo che aveva la maglietta nera. Ma quello in difesa, porca ma da qua fissi in difesa, lo so. Ma Sergio Ramos. Porca miseria. Il nuovo Kids. No! Vai, va, prenditi un nuovo segnale, Sai, c'è Ma questo riesce prima della Lazio? Sì. Tanto voci. Lascia come la canzone. Si make you forte. Si make you forte. Si make you forte. No, laziali vi voglio bene, non è vero. Ciale che c'è della sua maglia, la maglia numero 18. Ragazzi, ovviamente anche la mia numero 5 va ceduta. Va ceduta a mio cugino, sono 10 euro. Ragazzi, facciamo vedere questa maglia firmata. Il regalo a Giovanni, nostro fan numero 1, maglia firmata da tutti quanti. Sei contento? A posto. Forza Napoli! Ragazzi, anche quest'altro vlog ce lo siamo tolti dalle palle. Grazie mille a chi c'è sempre nei vlog. Dove sta il bomber? Grazie Simone per essere entrato a far parte di questo magnifico vlog. Grazie a te. Stanno sparando a casa, Se vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, ciao. Ciao, aiuto. Ciao. Ciao ragazzi.